In questi 6 anni e mezzo abbiamo sempre cercato di difenderci nel processo e mai al di fuori delle aule di giustizia, ha così commentato uno dei suoi difensori d'orsi, l'avvocato Daniele Posante. Non è stato facile, soprattutto per il nostro assistito, che ha dovuto sopportare attacchi e insinuazioni di ogni tipo. Il tempo ci ha dato ragione, oggi è stata fatta piena giustizia ed è stata restituita onorabilità e integrità a un uomo che ha vissuto con sofferenza questa odissea. Interviene anche l'avvocato Giuseppe Scozzari. È stato un processo durissimo per 2 ragioni. Innanzitutto va detto che è stato un corpo a corpo con la procura, che ha vissuto la vicenda quasi in chiave personalistica. Inoltre le enormi attenzioni mediatiche, anche nazionali, hanno finito col massacrare e umiliare l'imputato. L'esito assolutorio si commenta da sé. In ogni caso già il Tribunale di Agrigento aveva di fatto svuotato l'indagine, lasciando un'ipotesi residuale che siamo riusciti a smontare in sede di appello. Ma vediamo brevemente l'attività politica del presidente Eugenio D'Orsi, che inizia nel Partito Socialista Italiano. È stato consigliere comunale a Palma di Montechiaro dal 92 al 2003, militando nel nuovo Partito Socialista. Successivamente transita nel Movimento per l'Autonomia di Lombardo, dal 94 al 99 è presidente del Consiglio Comunale e nel 2003 diventa vice sindaco di Palma di Montechiaro. Alle elezioni regionali in Sicilia del 2001 è candidato nella lista del nuovo Partito Socialista in provincia di Agrigento, raccogliendo 2.472 preferenze, ma non venendo eletto. Nel 2005 è nominato assessore al lavoro e alla formazione professionale alla provincia regionale di Agrigento, nella giunta guidata dal presidente Vincenzo Fontana. È stato commissario straordinario dell'Istituto regionale ricerca educativa, oggi azienda nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. Alle elezioni regionali in Sicilia del 2006 è candidato nella lista dell'MPA di Lombardo, in provincia di Agrigento, raccogliendo 3.099 preferenze, ma non venendo eletto. Nel febbraio del 2008 diventa segretario provinciale di Agrigento del Movimento per l'Autonomia. Alle elezioni provinciali del 2008 guida una coalizione di centrodestra, vincendo con il 67,88% dei voti, e si dimette da segretario provinciale dell'MPA. Da presidente della provincia di Agrigento porta avanti il progetto della costituzione dell'aeroporto di Agrigento, ritenendolo un'infrastruttura necessaria per dare un nuovo impulso allo sviluppo socio-economico della provincia. Conduce quindi un'azione di protesta, trasferendo il proprio ufficio in una tenda da metà febbraio ai primi di marzo del 2010, dove ha vissuto e dormito per quasi 20 giorni. Nel gennaio del 2011 subisce anche l'incendio doloso della propria casa di villeggiatura e gli vengono recapitati dei proiettili in una busta anonima. Durante il suo mandato da presidente della provincia di Agrigento varia diverse volte la sua maggioranza e la sua giunta.